Si correrà domenica 1 ottobre la prima edizione dello Slalom Città di Favara. Le iscrizioni sono già aperte. Lo slalom è organizzato dalla SSD Pro Racing con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Una manifestazione che riporta così l'automobilismo sportivo a Favara, che vanta una lunga e prestigiosa tradizione motoristica. Il primo slalom Città di Favara si disputerà su 3 manche su un percorso di 2.990 metri ricavato sulla strada statale 122 che da Favara porta a Castrofilippo, con la partenza fissata a circa 2 chilometri dall'abitato e arrivo in contrada Rizza, sul quale saranno poste 12 barriere di rallentamento. Si tratta di un percorso ben noto agli sportivi, essendo stato teatro di diverse prove speciali del Fabbari a Rally. Il programma stilato dal team organizzativo della Pro Racing, capitanato da Francesco Urso, prevede la chiusura delle iscrizioni per mercoledì 27 settembre, mentre la manifestazione entrerà nel vivo con l'avvio delle operazioni di verifiche sportive e tecniche che avranno luogo sabato 30 settembre dalle ore 16 presso lo stadio comunale di Favara, che ospiterà anche la direzione gara. Domenica mattina alle ore 9 il direttore di gara Manlio Mancuso darà il via alla ricognizione del percorso da parte dei partecipanti, alla quale farà subito seguito la partenza della prima delle 3 manche che determineranno la classifica finale, stilata al meglio della singola prova di una delle 3 salite cronometrate. La premiazione, prevista per le ore 16 in Piazzetta della Pace a Favara, alla presenza delle locali autorità.